Un professore perde la pazienza con un alunno strafottente, lo schiaffeggia e poi lo morde sul collo. Questo è successo all'ITIS a Cardano di Piave di Sacco. L'insegnante denunciato dai genitori dello studente è ora indagato per lesioni, ma nessun commento dalla scuola. Sentiamo allora che cosa è successo. E ora in breve sentiamo altre notizie di cronaca dalla città ma anche dalla provincia. Le immagini. Inaugurato a Padova il nuovo asilo nido del quartiere Paltana intitolato a padre Ezechiele Ramin, missionario comboniano morto 25 anni fa, atteso dai residenti del quartiere. Il nuovo asilo è un edificio a misura di bambino e ambiente che completa il polo scolastico di Via Rovigo. Allora andiamo a vedere le immagini di questo nuovo asilo. E ora ci fermiamo solo per qualche istante, la pubblicità, a tra poco. Bene, il nostro telegiornale si chiude proprio con il meteo, avete sentito anche i principali fatti della giornata, io vi auguro una buona continuazione naturalmente con i nostri programmi. Arrivederci. Sorpresa ieri pomeriggio a Trambacchi, 3 clienti del Bar Zelig. La polizia ha infatti arrestato il titolare dell'esercizio, un 29enne cinese, deve scontare una pena definitiva per tratta di esseri umani, sequestro di persone e sfruttamento della prostituzione. I dettagli. Non riuscivano a dormire ieri sera i pazienti ricoverati in ospedale a Padova, a tenerli svegli proprio il volume della musica di una festa studentesca organizzata all'ex macello di Via Cornaro, festa autorizzata ma a condizione che si fermasse alle 23, invece ancora a mezzanotte il rimbombo era impressionante. A questo punto è intervenuta la polizia e davvero la festa è finita a quel punto. Ma sentiamo anche altre notizie, naturalmente da Padova ma anche dalla provincia di cronaca. In studio il nostro telegiornale riprende dalla politica. Il senatore padovano Maurizio Saia è il nuovo coordinatore regionale del movimento Finiano Futuro e Libertà e oggi a Padova a suggellare la presenza del movimento è arrivato anche l'onorevole Italo Bocchino. Allora sentiamo proprio l'intervista dell'interessato, ovvero di Saia. E ora siamo allo sport e il calcio con un appuntamento imperdibile per i tifosi lunedì sera a Leuganeo alle 19, calcio d'inizio di Padova e Cittadella, è un derby attesissimo che arriva in un momento poi molto particolare, cruciale potremmo dire per entrambe le compagini padovane, una in ascesa e l'altra in difficoltà. Le anticipazioni allora di questo derby. E adesso sentiamo invece che tempo farà domani, il meteo. Adesso siamo arrivati proprio ai saluti, io vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e naturalmente vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci e buona domenica. Ben ritrovati per il nostro telegiornale. Continua la protesta nel mondo della scuola, ora tocca agli studenti degli istituti professionali. La Regione, dicono i ragazzi, ha tagliato i fondi per i corsi cosiddetti della terza area che servono proprio a specializzarsi nella professione scelta. Ora sono i genitori a dover pagare i corsi per i loro figli. Naturalmente questa non è una buona notizia e potete immaginare. Ascoltate. E venerdì mattina alle 10 nella chiesa di San Giorgio a Due Carrare verrà dato l'ultimo saluto a Paolo Varotto, l'invalido ucciso venerdì scorso dalla moglie Loretta. La donna ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Monselice ha detto che dopo aver ucciso il marito voleva togliersi la vita. Sarebbe stato una giusta pena per me, ha aggiunto. E intanto allora sentiamo anche gli aggiornamenti di questa vicenda. Parliamo adesso delle aperture dei negozi domenicali. Ricorderete insomma anche nel centro di Padova sono scoppiate tante polemiche, ebbene non si sono sopite perché ora spunta anche il 26 dicembre. Il giorno di Santo Stefano alcuni centri commerciali hanno chiesto ed ottenuto di rimanere aperti e sentiamo allora le reazioni dei sindacati. Eccoci di nuovo in studio e con le previsioni del tempo si chiude anche il nostro telegiornale. Grazie per aver scelto la nostra informazione e arrivederci a domani.